Ciao bambini, siamo di nuovo qua al nido e oggi abbiamo preso il Kamishibai, questo teatrino giapponese, per raccontarvi una delle vostre storie preferite. Vi piace sempre tanto ascoltarla, è una di quelle che ci chiedete di più. E allora pronti, mezzi, via, apro le porte. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse loro: siete diventati grandi, è ora che andiate per la vostra strada, ma mi raccomando, costruitevi una casetta, perché nel bosco c'è un lupo affamato che va a caccia di porcellini. I porcellini partirono. Cammina, 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 per la strada videro un covone di fieno. Con quello mi costruirò velocemente una casetta, disse il primo porcellino. Salutò i fratellini e si mise al lavoro. Il secondo porcellino si guardò intorno e vide un bel boschetto. Ecco, disse, costruirò la mia casetta con questa legna. Salutò il fratellino, prese chiodi e martello e si mise al lavoro. Il terzo porcellino, rimasto solo, pensò: per costruire una casa cosa serve lo so, né paglia né assi, ma solidi mattoni. Ecco ciò che userò. Con malta e mattoni si mise al lavoro. Intanto nel bosco si aggirava un vecchio lupo affamato. Era a caccia di qualcosa da mettere sotto i denti. Quando vide la casetta di paglia e il porcellino pensò: ecco, finalmente qualcosa di buono da mangiare. Il lupo si avvicinò alla casetta. Aprimi! Gridò al porcellino che vedendolo arrivare si era chiuso dentro. Fossi matto, rispose il maialino, non ho intenzione di farmi mangiare. Se non mi apri, disse il lupo, con un soffio farò cadere la tua casa. Il lupo prese fiato e soffiò così forte fino a far cadere la casetta di paglia. Il porcellino, tutto impaurito, scappò di corsa fino alla casetta di legno del suo fratellino. Chiusero bene porte e finestre, ma il lupo arrivò anche lì. Apritemi! Gridò. Neanche per sogno, risposero i porcellini. Tu ci vuoi mangiare? Allora soffierò così forte fino a far cadere anche questa casetta. Il lupo soffiò una volta, soffiò 2 volte e al secondo soffio crollò anche la casetta di legno. I 2 porcellini impauriti scapparono a casa del terzo fratellino che con molta fatica si era costruito una casetta di solidi mattoni. Il lupo li raggiunse. I 3 porcellini erano al riparo dentro la casetta e spiavano il lupaccio dalla finestra. Apritemi! Gridò, o farò crollare anche questa casetta! Il lupo cominciò a soffiare. Soffia, soffia ancora, ma niente. La casetta di mattoni era bella solida e il lupo con i suoi soffi non la fece neanche tremare. Non l'avrete vinta così! Inferocito il lupo andò a prendere una scala, salirò sul tetto e mi calerò dal camino. Ma sentendolo camminare sul tetto, i 3 porcellini capirono le cattive intenzioni del furbastro e così accesero un bel fuoco. Il lupo si calò dal camino, cadde sopra il fuoco, si bruciò la coda e
scappò via ululando per il dolore e da quel giorno smise di dare la caccia ai porcellini e non si fece più vedere in giro. Da quel giorno i 3 porcellini vissero insieme per sempre felici e contenti nella casetta di mattoni. Ecco qua bambini, vi è piaciuta la storia raccontata così? Sembra una vecchia TV, vero? È una cosa un po' strana che usiamo poche volte al nido. È sempre una sorpresa quando la adoperiamo. Bene, vi salutiamo, un bacione grande a tutti, a presto e ciao!